5, 4, 3, 2, 1, fuoco, Q1, Q2, Q3. Tu eri pronto a lanciare? Sì, signore. E cosa si prova in quei momenti? E in quei momenti si pensa se hai fatto tutto quanto nella dovuta maniera, ma l'abbiamo fatto, ok? E perciò deve andare bene, perché ti fidi. Quanto tempo sei stato ad attendere l'ordine? È quasi mezz'ora. E quella mezz'ora lì, un soldato? Non finiva più. In termini di paragone, la bomba di Hiroshima era intorno ai 15-16 kilotoni. Quindi qui passavano bombe che potenzialmente potevano distruggere 2 volte Hiroshima. Sì, Una sola. una sola. È agghiacciante. Insomma. Ciao ragazzi, oggi vi racconto una storia dai toni decisamente diversi rispetto a quelli con cui siete abituati a conoscermi, in cui parlo di cibo, di enogastronomia, di tradizioni. E lo faccio da Bovolone, il paese nel quale sono cresciuto, ho vissuto per più di 30 anni, e lo faccio da questo luogo, vedete, dall'area lancio del 72esimo gruppo di intercettori teleguidati, che tutti qui in paese conoscevamo semplicemente come la base. Gianni Pagliarini, primo luogotenente, ha lavorato qui per 11 anni, dal 98 al 2009, e la sua è una testimonianza che merita di essere ascoltata, perché è una testimonianza carica di riferimenti tecnici, di valori militari sicuramente, perché questo era un luogo militare, ma anche con dei connotati umani ben precisi. Adesso che è in pensione, ho chiesto di farmi capire cosa succedeva qui dentro, come si svolgeva la vita, anche perché quando ero piccolo ricordo che passavo qui davanti e avevo un certo timore da piccolo. Cosa faranno lì dentro? Ci sono le bombe nucleari. E in effetti era davvero così. Però alcune cose vanno spiegate, altrimenti sembra che l'area di mistero che circondava questa base fosse una cosa impenetrabile, che forse era giusto che fosse così. Ma adesso, raccontata dalla viva voce di chi quell'esperienza l'ha vissuta, assume un altro connotato. Questa struttura che incontriamo all'ingresso dell'area di lancio è l'assembly. Qui all'interno dell'assembly cosa succedeva? C'era la prima parte dell'assemblaggio del missile, anche la stessa parola assembly significa assemblaggio, tutta quanta la parte elettronica e idraulica. Il missile veniva posizionato qua all'ingresso, veniva sfilato dal contenitore e attraverso dei carrelli si faceva entrare in quella costruzione lì, e da lì tutti quanti i tecnici e gli operatori costruivano, in pratica assemblavano il missile. All'interno di questa struttura operavano gli operatori, quelli che in pratica usavano il missile, e la parte tecnica, cioè la parte che controllava il missile. Il missile nel momento che arrivava non era completamente pronto, ma veniva ricontrollato e veniva portato nelle condizioni ottimali per essere messo in linea. Immagino che fosse personale altamente qualificato quello che... Attualmente altamente qualificato negli Stati Uniti, una parte veniva dagli Stati Uniti. Stiamo entrando nella Worrell Building. Questa struttura era stata costruita principalmente per impiantare sul missile la parte esplosiva, il motore del missile, la bomba e anche la bomba di tipo speciale. Che significa? Atomica. Quindi testata nucleare? Sì, signore. Quante testate nucleari sono passate da qui? Tante. È difficile quantificarle? No, si quantificano, però non si possono parlare di numeri, Stefano. Ma almeno la potenza me la puoi dire? Sì, la potenza te la posso anche dire perché è riportata su tutti quanti tanti siti in internet. Si potevano montare bombe BHE, cioè normali, esplosivo normale, oppure esplosivo speciale, cioè nucleare, da 20 kilotoni o 40 kilotoni, in base alle esigenze si usavano. Per capire che potenza, c'è un termine di paragone? Sì, il termine di paragone, la bomba di Hiroshima era intorno ai 15-16 kilotoni. Quindi qui passavano bombe che potenzialmente potevano distruggere 2 volte Hiroshima? Sì. Una sola? Una sola. È agghiacciante. Insomma. Quanto tempo ci si metteva a preparare tutto l'assemblaggio? Dal missile nel contenitore intorno ai 2 giorni.
2 giorni, 2 giorni e mezzo di continuo, cioè nel senso lavorare continuamente sul missile. E che controlli, cioè che sicurezza c'era intorno a tutta questa operazione? Allora, nel momento in cui si adoperavano bombe di carattere normale, cioè esplosivo normale, la sicurezza era gestita principalmente da IVAM che normalmente facevano il servizio. Nel momento in cui installavamo un materiale speciale, cioè bombe tipo nucleare, veniva fatto un cordone all'interno e all'esterno di questa costruzione per poi portare il missile nelle sezioni di lancio. E questa? Questa qua, in questo momento stiamo entrando nella zona F, Forward Zone. Perché Forward Zone? Perché all'interno di quest'area c'erano 2 sezioni che contenevano, che erano in linea missili con caratteristiche speciali, cioè con bombe nucleari. E in questa struttura c'era il corpo di guardia italiano e americano. Ah, La doppia recinzione serviva proprio per questo. All'interno della doppia recinzione si poteva transitare, okay, per andare a portare le persone sulle altane, okay, e addirittura i carabinieri con i cani giravano all'interno di questa recinzione. quindi era una misura di sicurezza, Sì. anche questa? Una misura di sicurezza superiore al normale, visto il carico che c'era qua dentro. Questa era la ready room. Cosa vuol dire? Vuol dire che nei periodi di cosiddetta prontezza, o meglio di allerta, in cui bisognava essere pronti in 30 minuti a lanciare, 9 persone, tutte selezionate, ciascuna con una propria mansione, stazionavano qui, dormivano qui, facevano tutto qui. Ma se scattava l'allarme, dovevano essere pronti a partire per far lanciare il missile, che è esattamente dove adesso andiamo a vedere quello che è successo anche a Gianni. In questo momento stiamo entrando in una sezione di lancio, in questo caso sezione Alfa. Il reparto era dotato di 3 sezioni di lancio, la configurazione europea standard era 3 sezioni di lancio per ogni reparto e le sezioni particolari erano l'Alfa e la Bravo, come dicevo prima, caricate con missili speciali. Qui c'erano 3 rampe di lancio, delle rotaie su cui scorrevano i missili normalmente erano custoditi all'interno dell'hangar. Questa parte qua che si vede, questi qua sono i ganci dove venivano avvitate le rampe di lancio. Nel caso in cui si doveva lanciare un missile, chiaramente la rampa non doveva seguire il missile, chiaramente, ma veniva avvitata. Mentre questa parte qua sono le canalette, i canali dove all'interno scorrevano i cavi, dove c'era l'alimentazione e comunicazione dei dati che arrivavano dall'area controllo qua della sezione al missile. Mentre il missile scorreva su delle rotaie che erano agganciate con delle gambe al terreno, ok, su questi punti qua, lungo tutto quanto il percorso, fino all'interno dell'hangar. Quanto erano potenti questi missili? La capacità distruttiva, tra parentesi, della bomba normale, convenzionale, era di 300 kg di tritolo e di 20.000 cubetti di acciaio. 300 kg di tritolo facevano circa quello che è successo a Capaci, nella strage di Capaci, cioè l'apertura dell'autostrada in quel senso lì. I 20.000 cubetti di acciaio facevano altro che un raggio di 80 metri all'interno del quale perforavano qualsiasi cosa. E questo quindi era l'hangar? Sì, questo era l'hangar dove venivano custoditi i missili di questa sezione qua. All'interno di questo hangar c'erano degli altri apparati che servivano per il controllo, la gestione e la manutenzione dei missili, ok? E normalmente erano tutti quanti allineati su questa linea qua. Nel momento del lancio bisognava aprire portone anteriore e portone posteriore, perché la depressione poteva far partire il tetto. Adesso ti porto all'interno di una sezione di lancio. Come vedi è una specie di bunker corazzato con porte corazzate. Il motivo è abbastanza chiaro, il motivo di questa sicurezza. Okay. E all'interno di quest'area qua, di questa sezione di lancio, c'erano degli apparati che servivano, attenzione Stefano, che servivano proprio a selezionare il launcher da cui doveva partire il missile, selezionare il tipo di esplosivo che era installato sul missile, ok? Arrivavano gli ultimi comandi dall'area di controllo, ok? Dopodiché il capo sezione, una volta che aveva fatto tutte le procedure di sicurezza, inseriva le safety keys, ok? Nel momento in cui il capo sezione chiude le porte, il personale all'interno gira le safety keys, si ha tutta la sequenza di lancio.
È qui che ti è capitato di armarlo, il missile? Allora, il missile non è stato armato, però è stato collegato realmente. Mentre normalmente si fanno controlli, si fanno addestramenti, il missile non viene mai collegato realmente alla rampa. Ci sono stati per 2 occasioni che siamo usciti e abbiamo collegato il cavo del booster realmente alla rampa. Tu eri pronto a lanciare? Sì, signore. E cosa si prova in quei momenti? E in quei momenti si pensa se hai fatto tutto quanto nella dovuta maniera, ma l'abbiamo fatto, ok? E perciò deve andare bene, perché ti fidi. Quanto tempo sei stato ad attendere l'ordine? È quasi mezz'ora. E quella mezz'ora lì, un soldato? Non finiva più. Non finiva più. Non finiva più. Poi però nulla è No, stato fatto. abbiamo spento tutto, abbiamo tirato il problema si è risolto, era un aereo entrato nella nostra zona senza codici FF, e volava in una quota sconosciuta e si è sistemato tutto. C'era paura, angoscia? Insomma, capita, insomma, però è il lavoro. Era testata normale o Sì, nucleare? sì, assolutamente, assolutamente. Un missile contro un aereo? Sì. Ma quanti anni avevi quando è successo, Gianni? È successo che avevo 19 anni, Ragazzino? sì, ragazzino, un anno che ero in servizio e succede questo, succede che devi lavorare in queste condizioni, cioè, ma è il tuo lavoro. È il tuo lavoro. Segnano comunque queste esperienze. Segnano nel senso che ti lasciano esperienza, ti lasciano conoscenza, ti lasciano come poter reagire. È successo qui a Bovolone o in qualche No, altra è sede? successo a Zelo, in provincia di Rovigo, un'altra base uguale a questa, identica, perché la capacità degli americani è di fare le basi uguali all'altra. Se io venivo trasferito qua o là, era la stessa cosa. Ed è successo 2 volte, mi hai detto. Sì, 2 volte. Una volta è successo anche a me. Ma in base a quello che mi hai detto, quindi, qual era l'importanza della base di Bovolone? Beh, all'epoca, all'inizio della guerra fredda, era molto importante con un sistema del genere avere la copertura con 8 basi sul tutto il nord-est. Si riusciva a coprire, essendo una difesa aerea integrata, la maggior parte del territorio. In questo territorio erano dislocate tutte le fabbriche, tutta la parte lavorativa della nazione era qua nel nord-est. Perciò dove si poteva installare queste basi? Nel nord-est. La base rimase attiva dal 1959 al 2009, quando fu chiusa per passare poi all'amministrazione comunale di Bovolone. E in questi 50 anni, in questo mezzo secolo di storia, da qui sono passati qualcosa come circa 12.000 avieri e oltre 1.000 tra ufficiali e sottufficiali, italiani e americani, perché non dimentichiamo che questa era una base NATO. E in sostanza quello che succedeva qui dentro era una vita a sé stante, come succede in qualsiasi caserma. Ma perché proprio Bovolone? Perché tutta questa importanza per questo paese della pianura veronese? Qual è stato il significato e il valore anche strategico per il paese e per l'aeronautica militare? Sbaglio o questa sala riunioni sembra quasi un museo? In definitiva, Stefano, potrebbe essere anche considerata così. Posso dirti che qua sui muri sono tutte quante fotografie raccolte della storia di questa zona qua, di quest'area qua. Perché? Perché prima di diventare il 72esimo gruppo intercettori teleguidati, cioè una base aeronautica per la difesa aerea, era una base di fortuna durante gli anni 30. Nel 1928, per chiari motivi logistici, okay, si è deciso di instaurare a Bovolone una base di fortuna, una specie di aeroporto. Perché chiari motivi logistici? Perché nel momento in cui un velivolo all'epoca non erano efficienti cioè potevano anche rompersi e non c'erano tanti aeroporti dislocati lungo il perimetro della penisola, e perciò si è deciso in tutta la penisola di installare questi aeroporti. Perché proprio Bovolone? Perché Bovolone era vicino all'aeroporto di Villafranca, aveva una ferrovia, era una zona pianeggiante, okay? E perciò il miglior modo per installare una base di fortuna, insomma, un aeroporto. E dopo la seconda guerra mondiale c'è stata la conversione a base militare allora? Sì, signore, però nel framezzo dal 28 agli anni 40 è stata una base per dare ai piloti, i piloti che veleggiavano con gli alianti, il brevetto di volo a vela. Qui c'era una scuola di volo a vela fino agli anni 40, dopodiché agli anni 40 periodo bellico, ok, si è chiuso.
Bovolone però è stata riutilizzata dal 44 al 45 per un breve periodo da un gruppo della Luftwaffe con gli Stuka, che erano bombardieri in picchiata che operavano nelle zone di Bologna. Dopodiché se ne sono andati anche i tedeschi e nel 1958 si è deciso di installare il 72esimo gruppo IT. Oggi Gianni è in pensione, ma i suoi pensieri sono ancora, o meglio, i suoi ricordi sono ancora vivi e soprattutto veri, e li potete condividere anche voi venendo a visitare quest'area, perché è aperta al pubblico, basta mettersi in contatto con loro, con il ciclo del 72, e c'è la possibilità di vivere quello che avete vissuto vedendo questo video. Nelle parole di Gianni c'è una grande passione, una passione che lo ha accompagnato per più di 40 anni di servizio nell'aeronautica, e che purtroppo, lo so, si può prestare a delle interpretazioni che spesso appaiono grossolane perché non supportate da una conoscenza vera, approfondita come quella che abbiamo fatto oggi, di quello che era realmente il lavoro che si faceva qui dentro. Anche per questo l'associazione a cui lui aderisce, la Circolo del 72, si occupa di fare divulgazione culturale sul volo e sull'aeronautica. Voi avete anche fondato un'associazione, vero? Sì, Quali obiettivi? L'obiettivo, allora, noi abbiamo fondato l'associazione Il Circolo del 72. L'obiettivo dell'associazione è quello di divulgare notizie di carattere aeronautico, nel senso che noi parliamo di vari episodi che sono succeduti durante periodi storici, parliamo anche di Bovolone, della guerra fredda, parliamo di anche un tipo anche di un libro che si chiama Missili in giardino, che parla proprio della situazione che è avvenuta a Bovolone e anche negli Stati Uniti, cioè una cittadina come Bovolone che arrivano 400 persone e non sono tutte quante del posto, perciò figurati cosa poteva succedere. Però parliamo anche di D'Annunzio, parliamo di Icaro, parliamo di tante storie che trovate sul nostro sito. Abbiamo fondato anche un sito, okay, che raccoglie tutti i nominativi del personale che sono passati per Bovolone, compresi gli avieri, okay, parlano della base, parlano del sistema d'arma, trovate un sacco di notizie inerenti a questa cosa qua. Per trasmettere quale messaggio? Il messaggio è che non si deve dimenticare questa cosa storica. Cioè la guerra fredda che abbiamo fatto, che abbiamo subito, diciamo, non è da dimenticare come una cosa che è passata, perché potrebbe ritornare. Perciò bisogna capire che ci sono dei professionisti che gestiscono queste cose qua. Cioè, mentre la persona va a lavorare, ci sono persone che fanno altre cose per poter permettere a queste persone di lavorare in tranquillità e in libertà.